Io sono Fiorenzo Furlani, presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Verona. Il 2019 abbiamo resistito diciamo un po' alla crisi che si è generata qualche anno fa, però la sinergia di categoria è importante, quella ci ha permesso ancora di rimanere giovani protagonisti a passo coi tempi. Questo è stato determinante, soprattutto a mio giudizio, continuare a battere fortemente sulla formazione professionale, cioè sulla qualità del prodotto che noi andiamo a dare al fruitore finale, che è il cittadino. Perciò professionalità e competenza sono le prime cose che un professionista, e un geometra in questo caso, deve mettere sempre davanti alla propria attività professionale. E naturalmente hanno aiutato anche certi provvedimenti a livello nazionale e regionale, incentivi sulle ristrutturazioni, oppure famigerato cosiddetto piano casa, però sono stati e sono, diciamo, piano casa è stato, oggi sono ancora le agevolazioni fiscali, gli strumenti che ci permettono di rimanere a galla. Per il 2020 c'è quest'anno in corso, io credo che bisogna continuare alzando naturalmente l'asticella della qualità, perché mi chiedono cosa sarà il futuro, o il futuro geometra cosa sarà. Per me è di non aspettare il futuro, ma crearlo oggi, giorno per giorno, e subito, avere le idee ben chiare e continuare fortemente nella formazione professionale. Essere curiosi professionali vuol dire aggiornarsi bene, essere preparati, essere anche, io mi batto con i miei colleghi perché svolgono la loro attività nella correttezza e nella legalità, avere rispetto dei propri colleghi e dei cittadini. Al di là dei valori di competenza e professionalità, abbiamo anche quelli della condivisione e anche di certi valori di gratuità e condivisione per la collettività. Noi questa cosa qua ci tengo per questi valori nostri, che sono ormai radicati da 90 anni nella nostra professione, che l'anno scorso abbiamo compiuto 90 anni. Perciò dobbiamo continuare quello che abbiamo già iniziato, continuato diciamo negli anni scorsi. Noi dobbiamo puntare anche sulla riqualificazione e valorizzazione della nostra figura professionale, andando nel territorio a favore del cittadino. Questo per me è importante, anche per far capire che questa nostra figura professionale è ancora giovane, come dicevo, protagonista al passo coi tempi.